Benvenuti tifosi del Napoli, iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. Nuove indiscrezioni sul mercato invernale del Napoli, che dovrebbe rinforzare alcuni reparti. Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Matic, già vecchia conoscenza di Antonio Conte. Il serbo è un centrocampista esperto che può portare la leadership nello spogliatoio azzurro. Inoltre l'allenatore si fida ciecamente di Matic. Al Chelsea è stato un giocatore fondamentale nel centrocampo di Conte. E quando dopo aver vinto la Premier League si è trasferito al Manchester United, sono scoppiate polemiche sul trasferimento. Anche l'allenatore del Lecce ha preferito non parlare per non dire qualcosa di sbagliato o contro la società. In sostanza, vendere uno dei giocatori più importanti del suo sistema non gli è mai piaciuto. Intanto il DS lavora per migliorare la rosa e a gennaio potrebbe rinforzare la rosa partenopea con una mossa interessante, soprattutto in vista del futuro. Manna, dalla Francia, non c'è solo Matic nella lista dei possibili nuovi acquisti. Milan Skriniar al Napoli a gennaio. Il DS Giovanni Manna starebbe cercando di ingaggiare il difensore del Paris Saint-Germain, vecchia conoscenza di Antonio Conte, che lo accoglierebbe a braccia aperte come rinforzo importante a gennaio. Secondo la redazione del portale calciomercato.com, il tecnico azzurro vorrebbe tentare il prestito dell'ex difensore dell'Inter. Il Napoli, infatti, starebbe cercando una soluzione che consenta di regalare a tecnico Antonio Conte un giocatore bravo ed esperto, ma senza pagarne il prezzo. Da qui l'idea di chiedere lo slovacco a titolo temporaneo. L'ostacolo più grande, in questo momento, sarebbe convincere il PSG a contribuire al pagamento dell'ingaggio di Skriniar, che equivarrebbe a 9 milioni di euro netti più bonus a stagione. Per 6 mesi sarebbero 4,5 milioni, cosa che il Napoli non farebbe. Vuole riconoscere il classe 1995 nella sua interezza, chiedendo così aiuto alla dirigenza del club francese. Nei prossimi giorni sapremo quale sarà la risposta di Parigi. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? Accetteresti Skriniar al Napoli o no? Voglio conoscere la tua opinione nei commenti. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!